Ah, deve chiudere la signorina sveglia? Non può lasciarti dentro, Max. Ci ha lasciato per sempre il nostro amico Max. Lo abbiamo saputo dal maestro Gallo con le lacrime agli occhi. Max era un cane di 14 anni, talmente bravo che lo potevi persino tirare dalla coda. Lui rimaneva fermo e ti guardava. Da quando aveva perso il suo padrone, aveva deciso di vivere nei pressi della cartolibreria Rossi ed è proprio lì che il maestro Gallo, sin dal suo arrivo, si preoccupava di lui dandogli tutti i giorni un pasto. Lo curava quando ne aveva bisogno e quando il freddo si faceva pungente lo metteva al riparo. Caro Max, anche tu sei stato un simpatico protagonista della nostra vita. Ti volevamo tutti bene. Ciao Max, il tuo amico maestro Gallo ti penserà sempre.